Handicap c'è nel golf, che serve per misurare i punteggi, è una parola che io in un ambito specifico uso molto molto volentieri. Il rugby è uno sport per handicappati, perché se prendo il pilone e lo metto a fare il mediano, palesa un handicap motorio, non riesce ad abbassarsi, a mettere la palla velocemente dentro la mischia a 10 cm di altezza, perché in termini scientifici si ingambera. Stessa cosa al saltatore, siamo impediti, siamo brutti, abbiamo le braccia lunghe, siamo diversamente belli, però bisogna andare a 4 metri a prendere la palla in alto. Se prendo il mediano grande così, non ci arriva, sarà lui handicappato dall'altra parte. È il linguaggio, no? Ne parlavamo prima con Damiano, no? Tu vai a scuola, non vedi il bambino ciccione, che bel pilone sarebbe, ci serve il pilone per l'Under 13, no? Quando il ciccione diventa pilone, già nominalmente hai fatto un salto di categoria. Prova a metterlo a fare il mediano handicappato. E qua la parola deve essere usata volentieri. Quindi bisogna capire che tutti gli sport sono fatti di caratteristiche e di compensazioni, soprattutto di compensazioni. Quando lui parla di handicap, credo che la parola limite sia la cosa anche che dal punto di vista sportivo sia la vera sfida, conoscere i propri limiti, riconoscere i propri limiti, andare oltre i propri limiti, a volte anche a voler bene ai propri limiti, anche essere nel posto sbagliato o essere con le persone sbagliate. Il vero limite non è intrinseco a noi, e se mi metto a fare una cosa quando forse è una cosa che si alimenta sempre di meno, no? Questo riconoscere e scoprire le proprie passioni e inseguirle e seguirle. Credo che se uno segue le proprie passioni i limiti diventano risorse e difficilmente uno si appassiona ad una cosa dove il suo corpo o la sua personalità non è adatta, perché il motore che abbiamo dentro credo non sbaglia così facilmente. Purtroppo, torniamo all'organizzazione del sistema sportivo, oggi come oggi a scegliere discipline sportive sono gli adulti per i loro figli. Questo altro tema in cui l'organizzazione sportiva è un handicap per valorizzare lo sport, perché credo che dovremmo lasciare lo sport più una scelta dei nostri figli che non la scelta di noi adulti.